Un mazzo di fiori mentre le auto sfrecciano sulla statale 47 Valsugana, segni sull'asfalto, resti di un fanale di plastica e la sabbia che copre il sangue. È morto proprio in questo punto Tiziano Poli, 55enne cotitolare della ditta di onoranze funebri Canal del Brenta di Pove del Grappa, dopo una caduta fatale mentre era in sella alla sua Vespa. L'uomo venerdì sera stava percorrendo la Valsugana quando poco prima della birreria I Trenti ha sbandato, è caduto a terra sbattendo la testa sul muretto di pietra che fiancheggia la carreggiata. Un impatto tremendo, inutili soccorsi, i sanitari del SUEM 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, ma per Poli non c'è stato nulla da fare. Il traffico lungo l'arteria è stato bloccato per più di un'ora, creando pesanti disagi agli automobilisti in transito. Oggi a Pove resta un grande dolore per la perdita di una persona conosciuta e ben voluta. Chi gestisce le attività lungo via Romanelle accanto alle onoranze funebri del 55enne è sconvolto. Non hanno voluto farsi riprendere dalle telecamere perché è troppo il dolore per la perdita di un amico. Bastano le loro parole per capire che persona fosse. Penso che ha lasciato un vuoto immenso a tutti, a tutti. Siamo tutti senza parole perché noi ci vedevamo 10 volte al giorno qui perché passava, si rideva, dopo lui aveva sempre molto caldo, veniva qua, si sedeva, cioè. Era una persona amatissima da tutta la popolazione di Pove del Grappa e anche dalla Val Brenta, era speciale, solare e chiacchierava con tutti, aveva sempre una buona parola, ecco, ci faceva sorridere tutti, anche nei momenti tristi. Molto conosciuto anche nel Bassanese, come conferma Sandro Chiminello, gestore della Taverna degli Alpini. Lui era una persona solare, una bella persona, per cui era difficile non stare assieme. Ti coinvolgeva, stava assieme. Ancora al vaglio della polizia stradale la dinamica del sinistro mortale. L'uomo potrebbe essere stato colto da un malore mentre guidava, oppure la ruota della Vespa potrebbe essere finita nella profonda canaletta facendo perdere l'equilibrio al 55enne. Si sta valutando l'ipotesi di un'autopsia per chiarire le cause del decesso di Tiziano Poli. La notizia ha fatto in un lampo il giro del paese e anche il sindaco di Pove esprime il suo cordoglio. Abbiamo sicuramente perso una persona di compagnia, simpatica, una persona sempre positiva e che riusciva nel suo lavoro, diciamo, particolare a sdrammatizzare anche situazioni difficili, ma al contempo, soprattutto a livello comunale, ad essere sempre un professionista serio.